Territorio e Ambiente. Il suo intervento abbiamo visto in programma e sulle aree protette. Allora, dico, è bene innanzitutto cominciare a parlare della legge questa regionale che è del 1981 e che ha permesso di istituire 4 parchi regionali e 75 riserve. Circa il 10% del territorio regionale risulta protetto. Oggi siamo dopo circa 30 anni quasi, possiamo dire che la parte del territorio che dal punto di vista naturalistico e scientifico è quella che si è mantenuta, cioè grazie all'istituzione delle riserve in particolare che sono piccole parti di territorio, possiamo dire di avere oggi un ambiente che si è conservato nei suoi valori naturalistici. In particolare per quanto riguarda i greci, gestiscono 2 grotte che sono un ambiente molto delicato e molto particolare. La presenza della riserva ha fatto sì che non avvenissero fenomeni speculativi di costruzione, per questi ambienti di grande delicatezza, di grande valore naturalistico, si sono mantenuti intatti. Diciamo, è una risposta che quando ci sono le buone leggi ne beneficiano pure le comunità locali. Dunque il turismo può essere agevolato dall'istituzione di nuove riserve o da quelle già esistenti? Sì, diciamo, e noi vediamo che la domanda di turismo di aree protette, ma soprattutto trovare ambienti incontaminati, è in continua crescita ogni anno. Ormai specialmente turisti che vengono in Sicilia chiedono, quando ne sono a conoscenza, quando vengono dei piani di queste aree, di visitare proprio queste aree. Infatti ormai specialmente lungo la costa sono le uniche aree che sono preservate e che sono se stesso oggetto di richiesta, spesso creando anche problemi di un forte uso di questi beni. Non a caso si parla di turismo sostenibile. Si parla di turismo sostenibile, spesso è difficile, però diciamo il fatto stesso che queste aree diventano oggetto di richiesta fa sì che tutt'attorno si può creare un percorso virtuoso, un'economia anche sostenibile, che può aiutare.